Inizio le immagini da qui per attirare la vostra attenzione, perché quello che potrebbe apparire un enorme cumulo di pietre, dipendentemente dal fatto da come lo si guarda, potrebbe invece rivelarsi un gioiello archeologico della nostra amata Sardegna. Cari amici dei Custodi della Memoria, cari amici della Sardegna, come potrete immaginare, io in questo caso sto attraversando dall'abside verso l'esedra il corpo tombale di una meravigliosa tomba di giganti. Ci troviamo in territorio di Dorgali e questa viene denominata tomba di giganti Siscra e Lottoni. È una chiara tomba di giganti a tipologia dolmenica, ma lo vedrete subito da qui, anzi lo vedete tra poco. Quello che volevo farvi vedere è che comunque spesso ci lamentiamo che i cartelli non ci sono, in realtà molte volte ci sono, ma sono nascosti. Eccolo qua, qui sicuramente c'è l'ingresso per i curiosi o per gli amanti dell'archeologia, e questo è il cartello tomba di giganti Lottoni. Su Google Maps lo trovate, e anche su Wikimapia lo trovate come Siscra del Lottoni. I residenti o comunque chi ne sa di più per quanto riguarda i toponimi ci aiuti a capire il significato, cioè da cosa possa derivare. Però quello che appare chiaro in tutta la sua bellezza è esattamente quando vieni da questa parte, perché guardate un po' la stele centinata di questa meravigliosa tomba dei giganti. Una meraviglia che solo gli appassionati di archeologia sicuramente apprezzeranno. Io mi auguro che anche chi non è appassionato lo diventi vedendo queste cose. Guardate che bello il granito, in alcuni punti appare rosa, il granito che costituisce questa meravigliosa tomba di giganti a diversi chilometri dal centro abitato di Dorgali, ma comunque vale la pena venire qui perché questa stele centinata, ragazzi. Io un giorno stavo parlando con un amico e ho detto che quando devo fare il certificato medico per l'atletica sotto sforzo, o salgo sulla bike e pedalo oppure vengo qui. Perché? Perché, sto scherzando, comunque qua il cuore comincia a battere così forte, insomma, che può fare un elettrocardiogramma sotto sforzo. Cari amici di Custodi della Memoria, se venite a Dorgali, venite a visitare questa bellezza. È facile arrivare, La strada è davvero agevole per tutti i tipi di automobile. Ciao a tutti!